Dare la massima priorità alla salute e alla salute soprattutto dei più deboli. Quindi abbiamo fatto una scelta estremamente dolorosa e soprattutto costosa per le casse dello Stato, ma a completa salvaguardia di chi è nella posizione più debole a livello di salute. Quindi adesso abbiamo stanziato 7 miliardi e mezzo, il governo ha stanziato 7 miliardi e mezzo per questa emergenza. Noi come movimento le restituzioni le daremo per l'acquisto di macchinari di terapia intensiva. Poi ci sono le misure che ha anticipato il ministro Patuanelli. Mi fermo solo a quella che ritengo la più sistemica, strutturale, e cioè l'innalzamento dei bonus fiscali fino al 100% per il cliente finale e addirittura il 120% se il credito d'imposta è acquisito dall'azienda che ha compiuto i lavori. Ovviamente questo con la sistemazione del famoso sconto immediato in fattura. Voi sapete che con il decreto crescita dell'anno scorso si era fatto partire lo sconto immediato in fattura, aveva il problema che caricava il credito d'imposta sulle spalle delle PMI. Adesso stiamo per risolvere anche questo problema, quindi reimmettere lo sconto immediato in fattura, che adesso è solo per i condomini sopra i 200.000 euro, e quindi fare contento il cliente che avrà lo sconto immediato, ma non gravare il peso del credito d'imposta, del credito fiscale, sulle piccole aziende, perché verrà acquistato da un altro soggetto.